Slow Tour Padano, a bordo del mio Aquilotto ecocompatibile elettrico. Padano, certo, l'Aquilotto ha volato alto, però siamo comunque in una pianura, solo che è una pianura a 1000 metri d'altezza, è l'altopiano di Asiago. È un posto interessante perché è veramente un posto pieno di storia. La storia dell'altipiano comincia con i Cimbri, popolo germanico calato qui attorno al 1100, hanno lasciato una grandissima impronta qui sull'altipiano di Asiago o altipiano dei 7 comuni, perché i Cimbri hanno creato praticamente la più antica federazione dei 7 comuni locali. Comunque l'altipiano di Asiago ha dovuto subire storicamente la grande tragedia della Prima Guerra Mondiale. Là, sul Monte Verena, hanno sparato la prima cannonata il 24 maggio del 1915. C'è stata anche la tempesta Vaia nel 2018, guarda là si vedono i boschi feriti. Ma insomma, al di là della storia, a me interessa il futuro. Qui in Asiago c'è molto futuro. Io, in qualità di inviato speciale del Grana Padano, alla ricerca di testimonianze di economia circolare e alla ricerca di una visione olistica del fenomeno ecologico. Olistica vuol dire che bisogna mettere insieme tanti elementi che poi convergono in un progetto. Qui in Asiago ci sono veramente molte cose interessanti. Nel territorio dei 7 comuni non esistono castelli di nobili, ville di signori né cattedrali di vescovi, per il semplice fatto che la terra è del popolo e i suoi frutti sono di tutti, come ad uso antico. Mario Rigoni Stern. Che bellezza, che terra! Più di 30.000 ettari di bosco, poi sono tutti i pascoli e qui ci sono 150 malghe che gestiscono questo territorio. Ma questa terra di chi è? Questa terra è degli antichi abitatori, praticamente è dei residenti dei vari comuni. I proprietari di questi terreni sono i residenti, sono infatti dette proprietà collettive. In base agli usi civici, i residenti si dividono le risorse del pascolo, del legnatico e dei frutti del bosco. Ricapitolando, è una proprietà collettiva gestita dai comuni poi, Ecco, no? è gestita, diciamo, su delega non scritta, ma comunque di consuetudine dai comuni. Tutto discende dal diritto germanico, portato qui dai Cimbri 1000 anni fa. Sì, anche di più, probabilmente proprio il fatto della cultura cimbra, tedesca, eccetera, di non riconoscere la proprietà privata, di dare alla proprietà una valenza collettiva, un interesse collettivo, sicuramente è alla base di questa situazione, insomma. La cosa importante è che nessuno qui ha il diritto di costruire un condominio. E questa è una grande fortuna. Quindi diciamo che queste regole qua, da un punto di vista ecologico, hanno salvato il territorio. Certo, hanno salvato il territorio insieme alle malghe, perché ricordiamoci che l'ambiente, il territorio, non è un qualcosa da lasciar lì abbandonata. L'ambiente non è un qualcosa che si dice, guarda, no, deve essere coltivato. Dell'ambiente fa parte anche l'uomo. L'uomo e la vacca. Silvia? Silvi! Stiamo andando a recuperare Silvia, la vacca preferita di Sara. Puoi accarezzarla anche tu, è bravissima. Allora, questa è una bruna alpina. Sì. Quanti anni ha? Lei ha quasi 10 anni. Oh! Silvia mi saluta con una bella leccata. E quanti parti hai fatto, Silvia? Ha da poco fatto il quinto. Smetti di slecazzarmi dappertutto, testona, che meraviglia che sei. E quanti litri di latte farà in media?
30 litri, 32. Dai, ma è bravissima! Sono Che veramente mangia solo tanti. erba, è brava. Sì, D'estate mangia l'erba fresca qui di 1600 metri e mentre nel periodo invernale mangia il fieno che abbiamo fatto durante l'estate intorno alla nostra stalla che siamo a 1000 metri a canove. Credo che questo si possa definire il famoso prato polifita, cioè con tante essenze, erbe diverse. Certo, guarda, sotto c'è tutta l'erbetta fresca che loro sono qui che cercano ed è pienissima di fiori, di varie essenze e qui proprio mangiano da vere signore. Allora è vero, tutto dipende dall'ambiente e dall'alimentazione delle signore vacche. Non è che fai come i gatti, che se faccio così fai le fusa, perché quintali di fusa qua fai crollare la montagna. Capisco perché Silvia è la preferita di Sara. E tu l'hai scelta perché? Per il colore? Ma sì, mi piacciono molto le brune alpine, sarà perché sono un po' testone come me. Sara vive qui, a Malgalerici di Sotto, uno dei posti più belli e panoramici dell'altipiano, a 1600 metri in comune di Lusiana Conco. E in cimbro si direbbe Lusankunken. Hai fatto bene. Tutto bene? Giusto, tutto giusto. Promosso? Promosso. Lei ha 26 anni ed è appassionatissima del suo lavoro di allevatrice. Il mio lavoro è praticamente con le vacche, da loro che nasce tutto. Quanto ne avete qua? Ne abbiamo circa una 65 in mungitura e poi abbiamo tutte quelle giovani, in totale sono circa un 120 animali. Allora, la malga. Come funziona una malga? Non è così semplice. Come diceva poco fa Ivo, questa terra non è della famiglia di Sara. Perché è tutto di proprietà pubblica, comunale. E il comune ogni 6 anni fa un'asta per assegnare la malga. Esatto, noi siamo i custodi perché se non ci fossimo noi e le nostre vacche qui sarebbe una foresta, penso. Però abbiamo dei doveri da contratto che è quello di tenere ordinato il pascolo, quindi bisogna tagliare tutte le infestanti, ortiche, spini. Allora, l'economia si basa su 2 grandi pilastri, il latte da una parte e il turismo dall'altra. Ovviamente sono collegati. Cominciamo dal latte. Lo trasformiamo tutto in formaggio noi direttamente e quindi facciamo circa 8-9 forme al giorno. È lo zio di Sara ad occuparsi di fare il formaggio. Tutto venduto direttamente, quindi o in malga o giù nel vostro negozio. Sì. E poi naturalmente c'è il turismo e ci viene un sacco di gente qua. Sì, è uno dei posti più belli dell'altopiano. Abbiamo il Monte Portule, che è una passeggiata bellissima, quindi Monte Portule è quello là dove lì sta dietro. sorgendo il sole. Esatto. E allora fatemi fare il turista in cucina. Allora, la signora è Lorella, che è la mamma di Sara, e Ursula è venuta qui, è una turista, però si ferma qui, dà anche una mano e stai bene, vero qua Ursula? Ottimo, proprio. Tu e il tuo cane? Si chiama Ennio, è nato qua sulla Malga, un coccolone. Ricapitolando, Sara ha Silvia, che è la sua vacca preferita, mentre Ursula c'ha Ennio. Lorella, hai qualche... Ho anch'io la mia preferita tra le vacche, si chiama Mario. Guarda, Lorella, lo puoi anche dire, che vuoi più bene alle vacche che ai turisti, è normale. Sì. No, per me sì, è vero. Anche perché parte tutto dalle vacche, se non avessimo le vacche forse non avremo i turisti, perché è tutta una catena, cioè le vacche intanto pascolano i prati e tengono puliti i sentieri per cui i turisti possono tranquillamente camminare, poi fanno anche il latte per fare i formaggi con cui i turisti si sfamano. Economia circolare! Si poteva dire meglio? No. Ma il latte dell'altopiano in generale fa circolare anche la filiera produttiva del caseificio Pennar. Lorenzo, arrivo qua al tuo caseificio e subito mi accoglie un affresco con una massima. Cosa c'è scritto? C'è scritto "Ber geht leise, geht weit, an il Jardin will sein Zeit", cioè chi va piano va lontano, ogni cosa vuole il suo tempo, perché il latte deve essere lavorato
piano e secondo il latte di quel giorno. Ogni giorno c'è un latte diverso. Saggezza lattiero-casearia degli antichi cimbri. La denominazione di origine è nata proprio qui nella spettabile reggenza dei 7 comuni, perché per esportare i nostri formaggi si doveva ottenere una autorizzazione notarile. In pratica le DOP sono state inventate qui, in un ambiente tranquillo, coi ritmi giusti e si sente. Luciano, il casaro, lavora a tempo di musica. Liscio, Liscio? Ah. liscio, si lavora meglio. E anche le forme risuonano di buono. Ho scoperto un sacco di cose del tuo caseificio, eh? Beh. Per esempio, ho scoperto che avete dovuto ritirarvi da una serie di concorsi internazionali di formaggi. Ci siamo ritirati per non fare sempre la solita figura di vincere sempre noi. Ah, questo no, è verissimo. Il Grana Padano di Asiago si è davvero ritirato dai concorsi per manifesta superiorità e sarà per via della tradizione del caseificio Pennar. Noi abbiamo documenti che attestano la presenza di questo caseificio turnario qui in questa contrada già dal 1600. Dal 1600? Sì. E avete 50 soci allevatori? Sì. Siete un piccolo Un caseificio. piccolo caseificio. Facciamo solo attorno alle 7500 forme, però veramente buone. Ma questa grande qualità, secondo voi, da dove viene? Beh, allora i nostri vecchi dicevano l'uovo viene dal becco, no? Ecco, questo non l'ho capita. Vuol dire che dipende da cosa mangiano le mucche. Bisogna vedere cosa mangiano le mucche e qui mangiano roba veramente buona. Erba fresca di alpeggio e una filiera pascolo veramente importante. E per salvaguardare l'integrità dei pascoli? Il caseificio Pennar è capofila di un progetto speciale. Un progetto promosso dalla Regione Veneto, dall'Università di Padova, dagli allevatori del Veneto, che si chiama Fitoche. Esattamente. Fito cosa? Cosa vuol dire? Fito, che vuol dire dalla terra al formaggio. Fito, lo so, vuol dire pianta, e che vuol dire formaggio in cimbro. Ma il progetto coinvolge tutta la montagna veneta, dal Cansiglio all'Alpago fino al Cadore. Abbiamo la fortuna, noi in altopiano, come gli altri caseifici del progetto, che sono tutti in zona montana veneta, che abbiamo centinaia, più di 150 specie di erbe varie. Viene trasmesso il loro gusto, le loro caratteristiche nel latte e di conseguenza poi nei formaggi. Il progetto Fitoche serve a dare valore al formaggio di montagna per incentivare gli allevatori a rimanere in altopiano. Perché fare l'allevatore in montagna non è facile. Giancarlo, mi aiuti a far capire ai miei concittadini che stanno in pianura che la difesa di tutto l'ecosistema comincia in montagna? Beh, sicuramente. Io sono dell'avviso che possiamo costruire la più bella villa, ma se il tetto piove dentro, piove sempre dentro. Quindi io dico anche in questi anni di sbalzi climatici, quelle cose là, se si tutela la montagna vuol dire tutelare anche la pianura. Allora tuteliamo, ma prima mangiamo. Hai sentito? Hai sentito i frutti di bosco? I frutti di bosco? Le fragoline? Le fragoline? Hai sentito che aromi? Qui c'è veramente quel che hanno mangiato le mucche in questo bellissimo ambiente. C'è proprio il sottobosco. Presidente, ci credo che avete vinto le Olimpiadi dei formaggi con questi qua. E vincono anche il Grand Prix Grana Padano per aver messo in circolazione l'idea dell'economia circolare col progetto Fitoche, simbolo di tradizione e innovazione, proprio come le mie moto. Presidente, questa rappresenta simbolicamente la tradizione, ma guarda al futuro perché è una moto d'epoca elettrica. E adesso ci vorrebbe un bel discorso per celebrare la difesa dei pascoli alti. Se vive la montagna, state bene anche voi in pianura. Vabbè, si sa, i montanari sono di poche parole. Slow tour sull'altipiano di Asiago, di fronte a uno spettacolo triste.
fine ottobre 2018 la tempesta Vaia. In Veneto, solo in Veneto, danni per 1,7 miliardi, 42 milioni di alberi abbattuti. Marco, questo non è un prato, ma questa è la devastazione della tempesta Vaia. Qui possiamo immaginare di avere un bosco come questo qua alle mie spalle, che continuava e copriva anche tutta questa zona. Com'era fatto questo bosco? Qui ci trovavamo all'interno di un bosco composto per lo più da abeti rossi. Un bosco ricostituito dopo la Prima Guerra Mondiale, per cui un bosco che aveva un'età di circa 100 anni, all'interno del quale avevamo grosso modo un'unica specie. La Prima Guerra Mondiale ha distrutto l'80% del bosco, con i bombardamenti e il consumo di legna dovuto a 500.000 di soldati. Poi sono stati ripiantati abeti rossi, una specie pioniera che cresce presto e produce legname pregiato, ma decisamente debole. Se noi avessimo avuto un bosco più diversificato, con al suo interno anche specie diverse, vedi faggi, vedi larici, il danno magari ci sarebbe stato lo stesso, ma con un'entità minore. Però adesso siamo di nuovo, diciamo così, in braghe di tela, cioè siamo di nuovo al danno e quindi bisognerà rimboschire. Come a sto punto, 100 anni dopo? Qui dovremo andare a rimboschire utilizzando un numero di specie diversificato e dovremo cercare di adottare, diciamo, delle tecniche di rimboschimento, dei schemi di rimboschimento che in qualche modo copino dalla natura. Ma cosa vuole dire? Come farebbe di suo la natura? Marco mi fa vedere. Qua possiamo toccare con mano quello che è il dinamismo del bosco e vedere un po'... Il dinamismo del bosco? Pensavo stessero ferme le piante. In realtà il bosco è una continua evoluzione. Vaia ha spazzato via tutto e ha aperto delle radure dove adesso arriva il sole. Cosa succede? Che tutti quei semi che dimorano all'interno del terreno si mettono in moto, germogliano e comincia a svilupparsi tutta quella che viene chiamata la rinnovazione forestale. Per cui quelle piantine che rinnoveranno il bosco, che daranno vita al ciclo successivo del bosco. Come in questo caso noi vediamo tutta una serie di piantine di faggio che sono già riuscite ad affermarsi, come ad esempio queste qua, che adesso una volta, questi qui sono tutti piccoli faggi. Perché qui attorno abbiamo dei faggi? Qui attorno abbiamo un po' un misto, abbiamo dei faggi, abbiamo degli abeti rossi, quindi abbiamo un bosco un po' più mescolato tra le varie essenze arboree. Quindi il bosco sta ricrescendo, vario e biodiverso, ma quanto ci vorrà? E a questo faggino qua cosa gli servirà? Quanti anni per diventare grande? Diciamo che qualche decennio per affermarsi bene gli servirà, per diventare grande si parla poi di secoli. Ma come potrà essere il bosco fra 100 anni? Come la mettiamo col cambiamento climatico? Ma qui il vero dilemma è il futuro. Sarà come il presente e il passato, quello che conosciamo, o il futuro sarà qualcosa di completamente diverso? I climatologi ci dicono che siamo in una fase di cambiamento climatico. Cosa vuol dire in pratica per un tecnico forestale come sono io, per uno che deve gestirli i boschi? Vuol dire che sicuramente fra 50-100 anni, quando il bosco che sta nascendo adesso tornerà ad essere come i boschi che vediamo intorno, che hanno circa 100 anni, noi sappiamo che si troverà a vivere quel bosco in un mondo che sarà più 2, se andrà tutto bene, o più gradi rispetto al passato. Quindi il bosco dovrà adattarsi e cambiare. E quindi sarà la mano del forestale che prenderà i semi giusti, che potranno essere o di climi più caldi di quello attuale, il faggio abruzzese piuttosto che il faggio calabrese alla stessa quota, o addirittura dovremmo prendere le specie che attualmente vivono più in basso e portarle artificialmente in alto. Ecco, tutto questo rito si chiama migrazione assistita ed è un grande dilemma e attualmente i tecnici si stanno ponendo molto questa questione. Ma tornando a oggi, c'è un'altra questione impellente. Ma allora, i comuni qui, 7 comuni dell'altipiano, ricavavano
dal bosco, diciamo, una buona quantità delle loro finanze. Sì, no? una buona parte. Successa la tempesta di Vaia, si sono trovati col patrimonio a terra e quindi che non produceva più interessi, e non solo, ma questo patrimonio doveva essere svenduto. Un metro cubo di legname valeva circa 70 euro. Gli alberi caduti per la tempesta sono stati invece svenduti a 20 euro e soprattutto è venuta meno una risorsa. Ma ci sarebbe un'idea. Allora, cosa è successo 100 anni fa? Prima guerra mondiale, i boschi sono stati completamente distrutti, ma la cosa interessante è che aprendosi tutto questo territorio, quindi caduti gli alberi, hanno cominciato a rifiorire specie che prima venivano soffocate dal bosco, lamponi, mirtilli, e gli abitanti del luogo hanno cominciato a raccoglierli. Non solo, ma molte piante che fioriscono, una volta aperto il bosco e avendo più luce, davano cibo alle api, più miele. Certo. Allora hanno cominciato a produrre molto miele, molti frutti di bosco. Dai frutti di bosco qualcuno ha cominciato a fare distillati, marmellate, hanno cominciato a fare in casa e a vendere, ma le quantità aumentavano sempre più per questo discorso che c'era una disponibilità enorme. In base all'esperienza di 100 anni fa, oggi l'idea è il progetto Life Vaia. Promuovere la coltivazione su larga scala dei frutti di bosco nelle zone devastate dalla tempesta. Imprenditori privati che coltivano veri e propri orti forestali, pagando un affitto ai comuni. Il comune comincia a ricevere dei benefici, invece che avere un terreno abbandonato, lasciato a se stesso e aspettare che ricresca, ha delle entrate economiche che vanno a controbilanciare quella perdita che dicevamo. Il progetto è stato finanziato dalla Comunità Europea, anche perché non pregiudica alla lunga l'ambiente naturale, nel senso che nei prossimi anni il bosco avrà comunque modo di riprodursi. E quindi il bosco ritorna bosco naturale. Mi metti un po' in crisi perché io, come inviato speciale del Grana Padano, dovrei premiare e sottolineare le iniziative di economia circolare, e a questo punto mi toccherebbe premiare la tempesta Vaia. Ma come funziona concretamente il progetto? Vado a trovare Andrea Rigoni a Canove di Roana, nella sua azienda che era la sede della vecchia cattedra ambulante. La cattedra intanto è il mio posto dell'anima. Una volta era il posto nel quale si insegnava agricoltura e nel futuro diverrà un centro didattico come era una volta. Andrea ha anche un sogno: trasformare l'intero territorio in un biodistretto. Non è un sogno perché siamo già partiti, è di far diventare biologici tutti quanti i pascoli dell'altopiano di Asiago. Intanto sta preparando le piantine per realizzare il progetto Live Vaia. Andrea, cos'è una nursery botanica? Cosa sono queste piantine? Sì, hai ragione. È del mirtillo selvatico. Si chiama Vaccinium myrtillus in latino, il mirtillo delle vacche, in pratica tradotto in italiano, e lo stiamo allevando per poi andare a trapiantarlo nel bosco, nel sottobosco meglio, in aree che sono state deforestate dalla famosa tempesta Vaia, per andare a ricostituire un nuovo bosco che non sia così fragile come quello che abbiamo avuto e che è stato distrutto. C'è poi anche una serra con piantine già produttive che mi fa capire come sarà il sottobosco che verrà. Fa sentire? Sono le api. È vero? Hai sentito? Un continuo ronzio. Le vedi anche, no? E adesso noi abbiamo il lampone in fioritura e le api servono per andare a impollinare, certo, e produrre anche il miele di lampone. Quindi questa dicesi economia circolare. Lascio l'altipiano di Asiago e scendo verso la pianura veneta. Per scendere a valle ho ripreso Elettrone, era troppa la strada.
Allora, Elettrone, guarda dove ti ho portato. Ci parlo io con Elettrone, certo che ci parlo, è la mia creatura. Questa moto d'epoca che io ho voluto trasformare in moto elettrica per andare incontro alla transizione ecologica. E parlando di agricoltura, c'è anche una transizione generazionale da tenere presente. Per esempio, in termini musicali, finora l'immagine del contadino era legata al liscio o al folk. Oggi no, il contadino è rap, anzi trap, che in questa accezione vuole dire rap dal trattore. Sui social sono nati dei veri fenomeni virali, agri-influencer, come Matteo Del Puppo, vignaiuolo in un'azienda di prosecco del Trevigiano. Vero spirito agricolo ribelle, che ribadisce che la terra è bassa e che fare il contadino è fatica. E poi c'è Canal, che spopola sui social con la sua graffiante ironia e introduce anche contenuti agrosindacali. Andrea Dellino, altro divo del panorama agri-rap, lo vado a trovare di persona, nell'orto sociale di un'associazione che si occupa di ragazzi con disabilità, dove si fa formazione e lavoro nei campi, con l'allevamento di animali da cortile e con l'apicoltura. Hai fatto una canzone rap con Ernesto sulla spalla? No, purtroppo no. L'associazione si chiama Tilt e Tilt vuole dire tu, loro, tutti, con un punto esclamativo. Non è nient'altro che una I capovolta, perché spesso nell'autismo la chiave è il guardare le cose da un altro punto di vista. Andrea, assieme a Nico, apicoltore, fa parte del gruppo Dellino Farmer ed è laureato in agraria, scienze dell'ambiente e del territorio. Io sono cresciuto con Giovanotti, con gli Articolo 31, insomma con la prima musica rap, i primi proto-rapper italiani. Sì. Però mi sono guardato intorno, io non ho visto i palazzoni, non ho visto le sirene, le gang e cose così. Ho visto la campagna. Va bene, il rap parla di questo, ma io parlo di altro. Tutto originale, dalla radio al cambio, sono un trattorista e me ne vanto. Passeranno gli anni ma non mi stanco. E quindi ho fatto mio questo genere, ho cominciato a celebrare il mio territorio, la mia campagna, il mio paese attraverso questo mezzo, cioè il rap è un mezzo sostanzialmente, il fine, il contenuto è un altro, il fine è quello che nasce dentro di te. La mia compagna si spoglia e si riveste col cambiare delle stagioni. È la campagna, la mia compagna, profumi e suoni, lei generatrice d'emozioni. In questo caso la campagna, il territorio, le tradizioni, l'agricoltura, il fatto di voler mantenere di saper discostare che cosa è industrializzazione, alienazione da ritmi lenti e semplici bontà del territorio, insomma. Dai diamanti non nasce niente, è solo dal letame che nascono i fior, e so cargate legna e pasturo, e la mia strada d'orso e so. Cioè, uno pensa che il mondo agricolo sia lì chino perché la terra è bassa e basta. Invece voi avete alzato uno sguardo che racconta tutta una serie di contraddizioni, di cose, cioè viene fuori molta cultura dall'agricoltura. Un po' perché quiero per le piogge, un po' perché quiero per le rogge, un po' perché quiero per l'aia, sono E meditando sul rapporto fra agricoltura e nuova cultura giovanile, proseguo lo slow tour. Comunque, Elettrone, Colle Euganei, un posto meraviglioso, anzi in particolare Parco regionale dei Colle Euganei, va che terra! La storia del territorio,
la storia geologica, racconta delle cose meravigliose, è una storia vulcanica, quindi un terreno veramente ricchissimo che va bene per tutto, in particolare per la vite, ma anche per l'ulivo. Qui poi siamo nella parte a sud dei Colli Euganei, quindi e non a caso l'agricoltura qui ha una storia antichissima, i Paleoveneti, molto amici degli Etruschi, con i quali si scambiavano tutta una serie di materie prime. Sei contento allora, Elettrone, che t'ho portato sui Colli Euganei? Io sto cercando un'azienda vitivinicola molto particolare dove posso raccontarvi una storia molto molto interessante. Sono arrivato da Carlo, al Filò delle Vigne. È un paradiso, c'hai un'azienda meravigliosa, 70 ettari qua, sì, in questo posto benedetto da Dio, di cui più di 20 a vigneto. È un paradiso, ma diciamo che ci sono, soprattutto in certi periodi, degli ospiti un po' indesiderati. Ospiti indesiderati? Turisti? No, turisti vanno bene se vengono, se sono educati e rispettosi della natura. E allora ci sono degli animaletti, diciamo, un po' pelosi, un po' vivaci. Allora, naturalmente lui fa riferimento ai cinghiali. Il problema sono i cinghiali e il problema è il solito, questo conflitto fra agricoltura e natura. Qui siamo in un parco, bisogna preservare la natura, i cinghiali fanno parte della natura e però lui produce vino. E ai cinghiali piace l'uva. Qua, vedi, questi qua sono tutti danni di cinghiali che prendono e succhiano il grappolo. Questo qui è ancora meglio. Cioè proprio mangiano l'uva? Sì, fanno come un aspirapolvere, aspirano tutto quanto. E dopo sono, vedi qua, le bucce. Le bucce? Si vede che, sì, perché loro aspirano, schiacciano l'uva, la buccia la sputano. Si vede che gli risulta un po' indigesta, un po' pesante. Quindi devi anche sparecchiare dopo. Devi anche sparecchiare. Ecco, grappoli del genere, li butti via? Sì, si buttano via tutto quanto. E poi sgruffano nella terra, fanno dei danni. Sgruffano nella terra e mangiano quello che trovano, perché loro con la terra umida dell'impianto a goccia vanno a cercare insetti, larve piuttosto che lombrichi. È un disastro. Dai 150 ai 180 quintali all'anno di uva. Quindi un danno considerevole? Sì, un disastro. Solo in Veneto si parla di danni per 1 miliardo. Ecco, ma allora io non faccio altro che girando per le campagne di sentire. Poi Carlo è anche un signore, quindi si è trattenuto. Ma di contadini arrabbiati, per usare un eufemismo, perché c'hanno chi c'ha i cinghiali, chi c'ha il lupo che gli mangia gli agnelli, chi c'ha non so, i cervi che gli vanno a brucare. E qui è un problema vero. Il Parco dei Colli Euganei ha creato la figura del mediatore culturale tra fauna selvatica e contadini imbufaliti. Noi che facciamo questo lavoro abbiamo le spalle belle grosse perché sì, a delle volte diventano anche abbastanza aggressivi logicamente. I cinghiali o gli agricoltori? Gli agricoltori, i cinghiali fanno il loro mestiere, quindi... ma anche gli agricoltori fanno il loro mestiere. Esatto, soltanto che il cinghiale non è possibile comandarlo, per cui è fauna selvatica. Anche gli agricoltori non è facile comandarli, però. L'agricoltore ha tutte le ragioni del mondo. Ma insomma, cosa si può fare? Nel caso in cui iniziano a fare dei danni veramente insopportabili e molto consistenti, allora la legge ci consente di arrivare alla rimozione del cinghiale tramite o cattura con chiusini. L'impianto di cattura sono dei gabbioni chiusini sì, dove vengono messi dentro del mangime del gran turco che attira il cinghiale, vanno dentro e poi c'è un meccanismo che li chiude dentro.
oppure con abbattimenti diretti. Prima di arrivare alla rimozione dei cinghiali si vede se è possibile attuare qualche tipo di metodo ecologico. In questi casi di solito si consiglia l'installazione di un pastore elettrico. Le fettucce elettriche. Le fettucce elettriche oppure il filo elettrico con... Che dopo sappiamo che i cinghiali, però essendo belle spalle grosse... La prima cosa è tentare con questa tipologia. Ma mi viene una domandona. Ma non è possibile ricreare un equilibrio? Perché questa al massimo diventa una tregua armata, no? Tra il cinghiale e l'agricoltore. Il conflitto che c'è fra il settore primario e la fauna selvatica è dato anche dal fatto che siamo noi uomini che invadiamo il terreno dei cinghiali con la produzione agricola, per cui come facciamo a ristrutturare un'ecologia che siamo noi che la destrutturiamo? Quindi studiare il metodo per abbattere meno animali. Dall'altra parte invece far capire che comunque il danno ci sarà sempre, ma tentiamo di renderlo il minor possibile. La nostra conversazione ha avuto una spettatrice. Scusa, t'ho stanato. Allora lei è Francesca. Sì, eri nascosta, però hai sentito tutto. Sì. Francesca è la figlia di Carlo. Esatto. E quindi sei la figlia, diciamo, del proprietario della cosa. Esattamente. Allora, però tu hai studiato ambiente, diciamo... Sì, ho una passione sfrenata per gli animali, infatti Ecco. qua in azienda un po' mi odiano. Ah sì? Sì, perché io non voglio che mi uccidano tutti i cinghialini. Ma allora, ma tu vuoi più bene al papà o ai cinghiali? Beh, che domande. Ai cinghiali? Sono più indifesi. Il papà si arrangia, ormai è grande, maturo, diciamo Sì. maturo. Ma anche non ho l'uva è detto matura, vecchio. capito? E i cinghiali la mangiano. Però, insomma, poverini, è questione di sopravvivenza. Papà va al supermercato, loro... Vengono qua. Comunque, a parte gli scherzi, è un problema vero. Sì, questo sì, è effettivamente un problema vero. Bisognerebbe trovare una soluzione che... Equilibrata. Sì, esatto, equilibrata. Equilibrio è una parola. Possiamo sperare che ci possa essere un equilibrio tra natura e agricoltura? Deve esserci per forza un equilibrio tra agricoltura e natura, se no questi territori andrebbero a perdere quelle che sono le loro peculiarità. Noi sappiamo benissimo come amministratori che l'agricoltura diventa fondamentale per il nostro territorio e quindi l'equilibrio è quello di mantenere mondo agricolo, mondo ambientalista, istituzioni che riescono a fare tutte quelle attività per tenere in equilibrio. Il problemone è così complesso che all'Università Ca' Foscari di Venezia hanno creato un master apposta dedicato alla fauna selvatica. Allora, una cosa che mi ha sorpreso da matti è scoprire che l'Italia è il paese a più alta biodiversità d'Europa rispetto alla fauna selvatica. Ci sono censite 57.000 specie di animali selvatici, uccelli, rettili, anfibi, pesci. Pazzesco, cioè da una parte è una bella notizia, bellissima, certo. Dall'altra è un problema perché... non è un problema, sono molti problemi, perché poi ogni specie andrebbe esaminata a parte, per sé. Certo, da una parte ci sono le specie in via di estinzione da salvare e dall'altra quelle invasive da limitare. Bisogna analizzare il singolo problema con riferimento alla singola specie, al singolo luogo, alla singola situazione. Quindi è il paradiso della complessità il tema. È il paradiso della complessità anche perché... O l'inferno della complessità. O l'inferno della complessità. Anche perché investe diverse discipline ed è su questo che si fonda il progetto del nostro master, cioè l'idea che per amministrare la fauna selvatica non sia sufficiente la conoscenza della zoologia e della biologia, ma siano necessarie competenze in materia economica, in materia giuridica, in materia etica. L'abbattimento di un animale pone un problema etico. Quali strumenti giuridici possono essere posti in campo? Come si può agire? Ecco, quindi il nostro master cerca di fornire queste competenze. Allora, l'intellettuale in qualche modo è determinato da questa grande capacità dialettica e quindi di sapersela cavare di fronte a questi... Però te ne faccio un'altra di domanda. Ma tu in questa storia stai dalla parte del cinghiale o del contadino? Ma io mi trovo in conflitto interiore. L'uomo, come gli altri animali, si conquista un proprio spazio. E lo stesso fanno gli animali. E lì si gioca la partita, se vogliamo.
Dai, allora diciamo che tu stai dalla parte del cinghiale e io del contadino, così siamo a posto. Va bene. Chissà se Matteo, il fattore, finalmente mi dà una soluzione chiara. Un rosé. Basta! Mose caldo, il cinghiale sa chi magna. Leggero passaggio sulle bucce 4 ore, fermentazione senza malolattica, fresco, senza bollicina, vino da fritturetta, così fresco da pesce fritto. Tu però, oltre che enologo, sei anche qui l'agricoltore. No, io sono perito agrario e faccio il vino e vado in mezzo ai campi. Appunto. Quindi di la verità, cosa pensi dei cinghiali dentro di te? Che sono buonissimi da mangiare. Va bene, è arrivato alla conclusione, hai detto tutto. Stai buono, non ti arrabbiare. Oh, e Elettrone è arrabbiato perché dice: ma come? Sei andato in una bellissima azienda vitivinicola e hai parlato di cinghiali e non di vino. E allora mi ha portato fin qua. Dove sono? Sono sui Colli Asolani, nella Marca Trevigiana. E qui parliamo di Prosecco. Scusi, e lei, Rex Simone, anni 33, nipote del nonno Bruno? Sì, sono io. È il mio uomo. Mi risulta che lei sia arrivato terzo a un concorso nazionale per nuovi fattori, con grande sensibilità, diciamo così, ecoambientale. Perché la nostra azienda, la nostra cantina ha appunto un approccio attento alla sostenibilità ambientale, attento al territorio. La storia di Simone è emblematica, un ritorno all'agricoltura. Simone, tu studiavi a Parigi, studiavi storia, poi a un certo punto, 8 anni fa, decidi di tornare a casa e di, come dire, prendere in mano l'azienda che aveva lasciato tuo nonno Bruno. Sì, è bellissimo a Parigi, però l'attaccamento per il proprio luogo dove si è passato l'infanzia, per il proprio territorio, mi è sempre rimasto nel cuore. Però io sono da te qui perché tu, giovane imprenditore attento all'ecocompatibilità, mi devi spiegare come può essere l'azienda vitivinicola del presente e del futuro. Ma ci sono delle cose che non capisco. Cioè, tu praticheresti l'agricoltura di precisione. Cos'è? Oggi, quando parliamo, secondo me, di agricoltura del futuro, parliamo di un'agricoltura che sia sostenibile. L'agricoltura di precisione cosa significa? Significa non utilizzare, ad esempio, prodotti chimici per il disherbo, ma fare un disherbo meccanico attraverso delle attrezzature meccaniche, o dove non si arriva anche a farlo a mano col decespugliatore, perché ci sono alcune zone dove noi non sono trattorabili. Devi farlo manualmente, però sai che alla fine hai un prodotto che ti deve dare un valore aggiunto, perché tu racconti un territorio, racconti queste che sono le nostre meravigliose colline. E potatura verde, cosa vuol dire? L'eliminazione dei tralci in più, l'eliminazione delle foglie che coprono la maturazione dell'uva permettono di avere un prodotto ad una maturazione migliore, anche più salubre. Ecco, poi hai delle centraline per il suolo e per il clima, ma cosa vuol dire? Mi rilevano tutti quei parametri, dai millimetri di pioggia quando piove, che sono fondamentali. In base a quanta pioggia è scesa, io so se devo andare a intervenire con un trattamento mirato oppure no. Agricoltura di precisione vuol dire utilizzare anche quegli strumenti tecnologici che oggi la tecnologia ci mette a disposizione per l'agricoltura. A proposito di tecnologia applicata all'agricoltura, io durante il mio slow tour ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Sempre a proposito dell'impatto ambientale dei vigneti. Beh, ma l'uva normalmente richiede trattamenti fitosanitari. La vite è delicata e prende un sacco di malattie, ovidio, fillossera, peronospera. Maldelesca, giallumi, botrite. Allora, finora l'unico modo per intervenire contro le malattie così numerose della vite era la chimica. La chimica con i trattamenti fitosanitari, e ultimamente si sta cercando di ottenere delle varietà di vite più tolleranti alle malattie fitosanitarie. Queste varietà si ottengono prendendo la varietà tradizionale, impollinandola con del polline che all'interno del suo patrimonio genetico ha dei geni di resistenza, ma non è OGM, è un'impollinazione che viene naturalmente. Quindi un processo naturale che la genetica semplicemente accelera.
Silvia, fammi capire, sto sudando perché è difficile seguire, è una cosa complicata però molto interessante. Allora, selezionate le varietà più resistenti e poi però le ibridate, cioè le fate sposare con altre varietà per ottenere un risultato di varietà ancora più tolleranti. Com'è il processo? Allora si sceglie la pianta madre e Sì. si prendono i fiori, il fiore è ermafrodita, quindi bisogna eliminare la parte maschile. Tirano Poi- via il pistillo maschio. Esatto, poi rimane appunto l'ovario che è pronto Sì. a ricevere un polline donatore di resistenza, di geni di resistenza che ci interessano. Quindi a questo punto, insomma, togliete dal fiore la parte maschile, usate la parte femminile perché sia fecondata da un'altra Esatto. parte maschile. Ovviamente da quell'ovario si sviluppa poi un acino che tecnicamente si chiama bacca, che poi contiene fino a 4 vinaccioli che sono i semi di I vite. vinaccioli sono i semini di vite, Sono certo. i semini di vite e sì. nella stagione successiva, di solito subito dopo Natale, vengono seminati in serra in questi plateau. Le piantine piccoline. Quindi queste piantine giovanissime. C'è un rimescolamento genetico del patrimonio sia della madre che del padre. Ma non c'è solo la genetica. Questo piccolissimo insetto è Scaphoideus titanus, è un insetto che si nutre di linfa. E produce la flavescenza dorata, una malattia gravissima che prevede l'estirpazione obbligatoria della pianta. Quindi una vera tragedia, una È malattia una così. tragedia. Ma qui siamo in un vigneto diverso. Sì. È un vigneto vibrazionale. Qui gli insetticidi non vengono utilizzati per limitare le popolazioni di questo insetto, ma si va a sfruttare la comunicazione vibrazionale che questi stessi insetti utilizzano per ridurre le loro popolazioni. Sai che questo nome vibrazionale è molto interessante, ma un po' enigmatico. È nuovo, infatti. Vibrazionale, cosa vuol dire? La definizione della scienza che si occupa di questo argomento, che è la biotremologia. No, scusa, hai detto? Biotremologia. Biotremologia nel vigneto vibrazionale. In soldoni, come funziona? Dov'è? Questo è un vigneto che è stato inaugurato nel 2017 ed è il primo al mondo ad applicare questa tecnica, ma per riuscirci ci sono circa 10 anni di ricerche e hanno scoperto appunto che i maschi chiamano le femmine con queste vibrazioni che noi non riusciamo a percepire, ma loro sì, e una femmina risponde. A quel punto parte un duetto che serve a localizzare il partner. Dai, è bellissimo il concetto di duetto. Hanno pensato come possiamo interrompere questo duetto e a quel punto si sono accorti che esiste anche il maschio rivale che come comportamento inizia a emettere dei segnali vibrazionali per andare a mascherare il segnale della femmina e impedire a questo primo maschio di trovarla. Quindi quello che fanno gli shaker, questi strumenti presenti in questo vigneto... Ecco, si chiama shaker. Emette le vibrazioni, i suoni del maschio rivale che disturba la coppia e quindi la coppia non si accoppia. Assolutamente. E quindi l'insetto non si riproduce e quindi non si riproduce nemmeno la malattia. Esatto. I ricercatori le pensano proprio tutte per un'agricoltura più ecocompatibile. È la transizione, bellezza! E nella prossima puntata di Slotur Padano, col mio amico chef Iro, andremo a Padova, all'Orto Botanico, scopriremo che cos'è esattamente la spirulina e come si fa un allevamento circolare di carpe e insalata. E se volete rivedere o approfondire le puntate, www.italiaslotour.it.